Due angeli che osservano le operazioni di soccorso sul luogo del disastro e questo è il tema della grande tela che il maestro Vincenzo Patti, insieme ad alcuni allievi e collaboratori del corso comunale di disegno e pittura, hanno voluto raffigurare il ricordo delle sorelle Marianne e Chiara Pia Bellavia. Ad aspergere l'acqua benedetta il parroco Don Diego Acquisto. Subito dopo il maestro Patti, dal pulpito della chiesa dedicata anche alla Madonna della Neve, ha letto la preghiera dell'artista. La seconda edizione della Festa della Legalità parte alla vigilia della ricorrenza solenne in onore di Santa Rita da Cascia. Quest'ultima santa, nel corso della sua vita, ha sempre creduto nei valori di legalità, perdono e preghiera. Quindi la figura della suora agostiniana bene si sposa con la manifestazione organizzata dal dottor Gaetano Scorsone. La cerimonia di apertura continua poi con la celebrazione eucaristica. Parole forti quelle di Don Diego che nel corso dell'omelia richiama le istituzioni presenti affinché si impegnino concretamente alla risoluzione dei problemi che realmente affliggono il territorio. Ma il parroco, rivolgendosi anche ai semplici cittadini, li invita al rispetto dei doveri a cui gli stessi sono soggetti per il corretto svolgimento della convivenza civile della comunità. Durante la sua predica tanti sono i riferimenti che il sacerdote fa in merito alla tragedia che si è abbattuta sulla città, ma ricorda anche l'omicidio di Luigi Salvo, avvenuto l'estate scorsa nelle campagne di Favara, ed il sacrificio di uomini e donne che in favore della giustizia hanno pagato con il sangue la loro volta intrapresa. Abbiamo tanti problemi, ma abbiamo fortunatamente tante energie positive che debbono impegnarsi ancora di più. Dobbiamo utilizzare tutti i mezzi umani e di grazia che abbiamo a disposizione per far andare avanti sempre meglio la città. Concluso il momento delle riflessioni, il sindaco Domenico Russello, mediante la lettura di una supplica, ha affidato la città di Favara nelle mani di Santa Rita. Subito dopo lo stesso primo cittadino ed il presidente del consiglio comunale Luca Gargano hanno deposto un mazzo di rose ai piedi del simulacro della Santa. Santa Rita è stata esempio di santità, di riconciliazione e di pace. Quale migliore messaggio poteva essere lanciato oggi dalla Chiesa di San Vito per l'intera nostra città, per l'intera comunità, perché c'è sempre più significativa e si avverte per la verità con sempre maggiore importanza questo bisogno di pace, di amore e di conciliazione. La legalità coniugata alla solidarietà e alla giustizia sono e devono essere il verbo di noi favaresi, soprattutto rispetto a un momento tragico che ci ha visti colpiti come comunità e devo dire a mio malgrado ci ha visto anche abbandonati perché l'attenzione mediatica che subito nei primi tempi c'è stata adesso non c'è più. Non abbiamo ricevuto gli aiuti che speravamo, però questo non significa che dobbiamo rassegnarci, ma anzi dobbiamo provare a coniugare sempre legalità, solidarietà e giustizia per andare avanti ed instaurare un rapporto diverso tra noi comunità. È ormai risaputo a tutta Favara che Santa Rita, il culto di questa santa così straordinaria per i messaggi che vuole dare, che ha dato e che continuerà a dare alla collettività cristiana, viene riposta qua tradizionalmente in questa parrocchia. Quindi quando il Comune ha voluto organizzare questa forte festa per dare appunto segnali di legalità a Favara, si è pensato appunto di farla partire giusto dalla parrocchia San Vito. Conclusa la messa, poi tutti i partecipanti si sono messi ordinatamente in fila, formando così un corteo che da Piazza San Vito si è diretto al Vicolo della Musica, luogo quest'ultimo dove 64 anni fa veniva ucciso dall'allora sindaco di Favara Gaetano Guarino. Ai piedi della lapide che ricorda l'omicidio le preghiere dei fedeli, che rivolgono i loro sguardi anche alla prospicente via del Carmine. Questo ha segnato il primo atto della seconda edizione della Festa della Legalità e con questo primo atto già i nostri cuori hanno battuto molto intensamente di quel sentimento particolarmente forte che è in grado di provare e di esprimere la nostra comunità in determinati momenti.